Grazie Paola, buonasera a tutti. Beh, innanzitutto voglio salutare, ringraziare e fare i complimenti all'amministrazione uscente, a Alessandro. Qui questa sera, Alessandro, gli dicevo prima, è come l'ultimo giorno di scuola per te, perché domani c'è il silenzio elettorale, poi si vota e finisce i 5 anni di lavoro, di impegno, e quindi veramente mi metto un po' nei suoi panni in questo momento. E devo dire che 10 anni di amministrazione fatti in un momento storico dove tagli ai finanziamenti ai comuni, una normativa che cambiava ogni 6 mesi, governi sempre contro, mai nessuno che ci ha dato una mano, situazioni veramente da trincea, è riuscito nonostante tutto a fare grandi opere, a portare a casa la caserma. Veramente fate un grande applauso a questa amministrazione, perché credo che nella storia di Godega qui siamo ai massimi livelli di amministrazione dimostrata con fatti e con dati alla mano. E questo è un'eredità, cara Paola, che ti porti dietro, è un impegno non da poco, perché qualcuno ha scritto che Alessandro ha ceduto la torcia olimpica, citiamo anche Pio Dal Cin che ha fatto un bel articolo su questa immagine di Alessandro che cede la torcia olimpica, il testimone, alla Paola, e gli dà un impegno non da poco, perché vuol dire una storia amministrativa, vuol dire una continuità, vuol dire portare avanti quello che è stato fatto fino ad oggi e farlo con gli stessi principi, con gli stessi valori, con lo stesso amore che ha avuto in questi anni questa amministrazione per i cittadini di Godega. Voi avete avuto un'amministrazione e avrete la possibilità di avere un'altra amministrazione che vi vuole molto bene, che vi difenderà fino all'ultimo e che farà solo ed esclusivamente i vostri interessi. Quindi sostenete questa squadra, sostenete la Paola, e tra l'altro auguriamoci, perché dicevo prima, noi abbiamo governato i nostri comuni con i peggiori governi della storia della Repubblica Italiana. Forse a settembre, ma sicuramente a primavera del prossimo anno ci sarà la possibilità di cambiare. Ecco Paola, se ti arriva un governo amico, guarda, te lo auguro veramente, perché ti aiuterebbe a venire fuori dalle sabbie mobili in cui ci hanno messo, perché io voglio dire a voi cittadini di Godega, ma lo dico anche ai miei cittadini di Cognier, a tutti quanti, voi in questi anni siete stati trattati da cittadini di serie B, di serie C, di serie Z. Il governo vi ha sempre trattato male, perché le nostre amministrazioni spendono poco, hanno poco personale, sono virtuose, e nonostante questo abbiamo continuato a pagare soldi a Roma per coprire i buchi delle amministrazioni del sud, che continuano a sprecare soldi, e dovrà finire prima o poi questo sistema, e finirà con l'autonomia, col federalismo, padroni a casa nostra, e che ognuno si spende i SCAI che ha la possibilità di spendere. Questi sono i principi che dobbiamo continuare a portare avanti, e questo dobbiamo continuare a farlo con le amministrazioni della Lega, di Forza Italia e del centrodestra. Quindi, cara Paola, in bocca al lupo, sei stata brava in tutta questa campagna elettorale, c'è un grande entusiasmo, è una squadra, come diceva, che cosa non è? Una squadra, siamo fortissimi, una squadra fortissimi, siamo fortissimi, e quindi continuate così, e se avrai bisogno di un consiglio sarò a tua disposizione, e spero che lunedì di venire qui con te a festeggiare, a brindare insieme. Grazie e buona serata a tutti.